Achille arriva alla fondo! Achille arriva alla fondo! 1, 2! Alla grande! Stia molto calmo, lei qui non deve entrare, gliel'ho già detto 1000 volte, non può. Fermo! Cosa fermo? Pensavo ti fossi cantare. No, non può e non deve entrare. Va bene? Guardi là, anche, guardi, mi fomenta le folle, guarda. Siamo amici 1, 2! Alla grande, senza problemi! Cosa vuole? Alla grande, Cosa vuole? senza problemi, alla grande! Ma lei non fa niente dalla mattina alla sera. Si vede un giorno? Sì, quando? Un giorno che ci fa venire un giorno, quando? Un giorno! Basta un giorno! Butti giù l'ascella! Un giorno! C'ha l'ascella killer proprio, guardi, gli ho già detto più volte, mamma mia. Ma si lava lei? Si lava? Bianchino sono! Che vuol dire? No! No, faccia poco lo spiritoso, forza, cosa vuol Spiritoso. fare? Chi vuole ammazzare questa settimana? Stasera, ma caldo, stasera è un animale anche difficile. Perché è difficile? Chi è? Sbarabà. Il Barabà. E che animale sarebbe il Barabà? Tanto chiappiamolo, prima... Intanto prendiamolo, caldo, poi si guarda, Vabbè. Allora, il Barabà, no! Allora, Da 1 a 2! Fatemi sentire. Fatemi sentire come si fa. Faglio sentire come si fa. Il matto senza il piede. Lì si prende e si va in un bosco un po' caldo, Sì, seguo. Un bosco ci fa uno spiazzo enorme, caldo, uno piazzino. Poi si prende i barattoli di pomodori, quelli... Pelati. I pomodori pelati, io tra un po'. Perché quando hai detto pelato pensavo fosse un pomodoro No, anche tu. Si prende questi 5-6 barattoli, anche 8, e si mettono nel mezzo allo piatto, precisi, cado. Lì, Si cerca un sasso, cado, guarda. Sì. Un sasso così. Vabbè, un mattone. Un mattone. Un gabba di più sasso. E vabbè, che ne il sasso. Se diceva il sasso, doveva dire il mattone lì. Prenda il sasso. Attenti, è importante. E dove si va? Dietro un ceppuglio, cado, dietro un ceppuglio, se non c'è, andiamo rovinati. Vabbè, si va dietro il un ceppuglio così, col sasso in mano, ci si alza piano piano, ti entrerà nell'occhio, cado. Piano piano indifferenti, si picchietta. E si tira il sasso sopra. Sui pelati? Sì. E che succede? Fa brava! L'animalino sente il rumore e arriva. Il Barabà. Chi mi chiama? Fa, no? Chi è che mi cerca? Arriva l'animalino, noi a piedi pari, si salta, e si ammazza. Ma lei faccia poco lo Era uno scherzo, cado! Era uno scherzo! E carnevale, un scherzo vale alla grande, 1, 2, 2! Senza problemi, uno scherzo, cado! Il burlone! Lei fa il Si è cascato! Lei fa il burlone, la trovo questa sera particolarmente ilare. Come? La trovo particolarmente ilare. Ah, ho capito, come Clinton. Ilare Clinton, la moglie di Bill. Ma possibile ora lei ammazza tutti questi animali, signor Achille, e ancora non si sia fatta vedere qualche associazione, qualche ambientalista, qualche animalista che abbia detto lei deve essere messo dentro perché non può andare in giro a dire queste cose. Allora guarda Carlo. Guarda Carlo che io sono riuscito. Riuscito a far che? Con l'intelligenza, sembra strano, però con l'intelligenza. A far che? A far ammazzare 2 passerotti da un animalista convinto. Non è possibile. Giuro. Non è possibile, come ha fatto? Giuro. Non è possibile, come ha fatto? Semplicissimo e gratuito allo stesso tempo. Beh. Si va in un bosco, si fa uno spiazzo. Vai. L'animalista convinto, senza occhiali, Carlo, viene con noi. Importante, senza occhiali, agli occhiali non si può fare. Viene con noi. Si porta nel bosco, si apre le gabbine. Di che? Degli uccellini. Ah, vabbè. Si portano, quelli si portano. Sì, vabbè. Se no, un macello. Vabbè.
si portano, si prendono, si fa l'animalista. Reggi gli uccellini. E lui regge gli uccellini. uccellini. Vabbè. Tre cose. Questo ragazzi. Allora, Che poi, Carlo, vabbè, tieni gli uccellini. che poi volendo è pericoloso, perché gli uccellini messi lì soffocano. Vabbè, ce li ho qui. Ecco, lei li hai fatti prendere così nelle mani i due uccellini. E poi che hai fatto? E poi gli faccio, ora te li fa ammazzare. Ma dai, l'ambientalista non lo farà mai. Guardami, Carlo, gli faccio l'ambientalista. Guardami, guardami, guardami. Lui mi guarda, guardami, guardami. Ta! I diti nell'occhio. Vabbè, gli uccellini perché come fanno a morire? Che quando gli si infila i diti nell'occhio lui fa... Ah! Riesce a fare l'uccellino, uno, due! Un giorno, due! Via! Vada via!